Ammiro le persone che sono capaci di perdonare, nel mio caso ci sto pensando e non so cosa questo percorso porterà in futuro. Con queste parole pronunciate davanti a una platea di studenti veneziani, Gino Cecchettin non ha escluso in futuro di poter arrivare anche al perdono di Filippo Turetta, l'assassino di sua figlia Giulia. L'occasione è stata una mattinata emozionante a Venezia, scandita da 3 incontri. Prima al Cavanis, dove ha trovato ad accogliere circa 250 ragazzi e ragazze, poi al liceo classico Marco Polo, dove si sono riuniti circa 650 studenti con i loro insegnanti. Terzo appuntamento, quello al Museo della Musica nella chiesa di San Vidal, paradossalmente il meno partecipato dei 3 appuntamenti e senza alcuna autorità. Numeri da record per il centro storico di Venezia e conferma di come la proposta, lanciata e organizzata con cura e passione dallo psicologo Giuseppe Baldan. Io porto il messaggio di Giulia sostanzialmente, lei è stata un esempio di bontà, di altruismo e cerco di portare un po' di Giulia, raccontando il mio vissuto e cercando di far capire che c'è un modo migliore di vivere che non dare sfogo ai nostri sentimenti più cattivi. Gino è stato ricompensato da tutti da un unanime e interminabile caldo abbraccio da tutti i presenti. Il progetto Tenerezza, ideato da Baldan, andrà avanti con tante altre iniziative interessanti aperte a tutti. Credo che il momento più significativo sia stato coinvolgere l'aspetto emotivo a quello decisionale. Gino ci ha mostrato come, pur rimanendo un uomo, un papà ferito mortalmente da quella che è stata eh, questa grande disgrazia che è accaduta, e quindi tutta la parte emotiva, sentimentale è mantenuta vera. Ha scelto con molta fatica, sta scegliendo tutti i giorni con molta fatica una strada per dare un senso a questo dolore infinito.